Cari fratelli, care sorelle, simpatizzanti, amici, pace del Signore. Eccoci ancora a condividere questo tempo, di stare insieme alla presenza del Signore, sì, perché anche se non siamo vicini, comunque condividendo la parola del Signore, siamo insieme per lo Spirito. Stiamo attraversando un periodo di mancanza della comunione fisica, fraterna, non possiamo riunirci nel locale di culto per i motivi che sappiamo tutti, ma la parola di Dio non deve mancarci. Gloria al Signore, anche se ci sono degli impedimenti, fratelli e sorelle, la parola di Dio non può essere mai incatenata, anzi, nel momento delle difficoltà, la parola di Dio sempre giunge in modo puntuale, come acqua fresca, in un luogo così desolato. Ecco, la parola di Dio è come acqua fresca che ristora le anime nostre. Vorrei condividere con voi ancora un passo della meravigliosa parola di Dio, così come la troviamo scritta nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Leggeremo dal primo verso, dal capitolo 1, dal verso 3 fino al verso 11. Vi invito a leggere con me, prendete la Bibbia, apritela, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, dal verso 3 fino al verso 11. Così troviamo scritto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Cooperate anche voi con la preghiera, affinché per il favore divino che noi otterremo per mezzo della preghiera di molte persone siano rese grazie da molti per noi. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Paolo intende consolare, confortare la Chiesa del Signore, nello specifico la Chiesa che è in Corinto. Ma io credo che ancora oggi la Chiesa del Signore è la destinataria della consolazione attraverso la parola di Dio, di quella consolazione che viene dal cielo, viene da Dio. In questo momento di tribolazione, di difficoltà, Paolo parla proprio di sofferenze che fanno parte della vita, e così anche del conforto che viene da Dio. La sofferenza e il conforto è qualcosa che sperimentano tutti i figli di Dio, tutto il popolo del Signore, a volte afflitto, gloria a Dio, ma è sempre incoraggiato, viene sempre confortato dalla presenza di Dio, dalla protezione di Dio. Paolo, rivolgendosi ai fedeli, alla Chiesa, parlando di Dio, dice:
Egli è il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Amen. Anche per noi Dio è l'Iddio di ogni consolazione. Perché se siamo afflitti, ed è vero che siamo afflitti, dall'altro lato, alleluia, non siamo in balia dell'afflizione, ma riceviamo consolazione da parte di Dio. È questo che vuol far comprendere l'Apostolo Paolo, cioè l'afflizione riguarda gli Apostoli, ma riguarda anche voi, la Chiesa del Signore. Non pensate che gli Apostoli, io che sono Apostolo, non abbia sofferenza, ma se noi patiamo la sofferenza, godiamo anche della consolazione che viene da Dio, e per la consolazione che riceviamo noi, dice l'Apostolo Paolo, anche voi ne beneficiate, perché quello che riceviamo noi riusciamo poi a trasmetterlo anche a voi. Gloria al Signore. La parola di Dio, la presenza del Signore, l'opera dello Spirito Santo ci fa capaci di sopportare le stesse sofferenze che noi tutti, che tutto il popolo di Dio patisce e sopporta. Bisogna sopportare. Nell'afflizione è necessario imparare a sopportare, affidandosi a Dio, sperando in Dio, e grazie a Dio abbiamo la presenza e possiamo contare sulla fedeltà di Dio. Abbiamo la presenza di Dio e abbiamo la fedeltà di Dio anche nell'afflizione. Fa un esempio l'Apostolo Paolo quando dice: fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati oltre le nostre forze. Evidentemente si riferisce a un periodo particolarmente difficile della sua esperienza evangelistica, apostolica, proprio nel servizio a Dio. Ci fu un momento così difficile che ha patito l'Apostolo Paolo, tanto che insieme agli altri fratelli che lo collaboravano addirittura chiesero a Dio di morire, tanto era forte l'afflizione che stavano vivendo in quel momento. Ma non era disperazione. L'Apostolo Paolo tiene a precisare che anzi era dimostrazione di fiducia verso Dio. Perché? Perché Dio è capace di risuscitare i morti. Amen? Quindi dice, in quel momento se noi morivamo, sapevamo che comunque saremmo stati con il Signore, ma Dio non ha voluto, anzi li ha liberati. Gloria a Dio, Egli ci ha liberati, e poi dice e ci libererà. Gloria al Signore. Anche noi dopo questa avventura, dopo questo patire di questa pandemia, vogliamo testimoniare: il Signore ci ha liberati. Alleluia. E vogliamo continuare e dire come l'Apostolo Paolo: non solo il Signore ci ha liberati, ma il Signore ci libererà ancora. Anche nelle cose a venire, nelle difficoltà che verranno sicuramente dopo, il Signore saprà come liberarci. Fa un'esortazione l'Apostolo Paolo alla Chiesa: chiede aiuto nella preghiera, cooperate anche voi con la preghiera, affinché per il favore divino che noi otterremo per mezzo della preghiera. Che meravigliosa certezza, che certezza nell'affermare che noi otterremo per mezzo della vostra preghiera il favore divino. La preghiera non è mai inutile. La preghiera fatta con fede apre le porte del cielo. Alleluia, si ottiene il favore divino per mezzo della preghiera. L'Apostolo Paolo dice affinché per il favore divino che noi otterremo per mezzo della preghiera di molte persone siano rese grazie da molti per noi. Alleluia, il pregare per un problema, il pregare per gli altri, per le difficoltà degli altri, per le nostre difficoltà, per le difficoltà di tutti. Alleluia, fa in modo che quando Dio interviene, alleluia, Dio venga glorificato da tutti. Alleluia, non è un caso, si è detto anche con alcuni pastori della zona, non è un caso che dopo la giornata nazionale di preghiera che abbiamo avuto, abbiamo letto notizie che
i contagiati, il numero dei contagiati del coronavirus è diminuita. Io dico gloria a Dio e voglio dire insieme a voi grazie Signore, perché tu sei intervenuto, stai ancora continuando l'opera tua, espanderai la tua grazia ancora su tutta la Chiesa e sulla nostra società, sull'umanità intera. Il mondo ritorni a guardare a Dio. Il mondo, l'umanità che si è allontanata da Dio, ritorni a Dio. Alleluia, abbiamo un Dio meraviglioso, l'unico solo vero Dio. Non allontaniamoci da Lui. Grazie a Dio anche per questo tempo di riflessione, fratelli e sorelle. Spesso l'uomo vive nel frenetico, il tempo sembra non bastare mai, si corre sempre, il lavoro, la famiglia, i figli. Adesso siamo tutti fermi. Vogliamo rivolgere il nostro pensiero, il nostro cuore, la nostra preghiera all'Iddio che è vivente. Alleluia. Quindi anch'io voglio dire come l'Apostolo Paolo, cooperate anche voi con la preghiera. Continuiamo a pregare il Signore. Se sei afflitto, se stai vivendo un momento di afflizione, prega il Signore. Noi vogliamo unirci in preghiera, insieme. Alleluia, per la preghiera di molti otterremo il favore divino. Gloria al Signore. Vogliamo adesso chinare il capo, vogliamo chiudere gli occhi, vogliamo aprire il cuore. Alleluia, eleviamo a Dio ancora una preghiera insieme. Gloria al tuo santo nome, Padre nostro, Dio d'amore, meraviglioso sei, meravigliosa nella tua parola che sempre ci incoraggia. Oh Signore, stiamo vivendo certamente un tempo di afflizione, alleluia, nonostante quello che sentiamo, nonostante rimaniamo a casa protetti, Signore, siamo comunque nell'afflizione, vediamo persone morire, sentiamo di notizie funeste. Oh Signore, ti preghiamo per l'umanità, ti preghiamo per la tua Chiesa, ti preghiamo per l'uomo, Signore. Alleluia, affinché ritorni a te, oh Signore. E il messaggio che tu hai affidato a noi, il messaggio di salvezza che tu hai affidato alla Chiesa, ti preghiamo nel nome del tuo figliolo Gesù, alleluia, che non smetta di essere divulgato, Signore, affinché la tua parola, Signore, ancora possa liberare, possa essere accettata, alleluia, e possa produrre salvezza nel cuore di chi crede. Oh Signore, grazie per questo tempo, grazie per questa condivisione. Ti prego, Signore, ancora per qualcuno che ci sta ascoltando e che in modo particolare sta vivendo un'afflizione dalla quale non riesce a trovare una via d'uscita. Signore, ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa intervenire, tu possa liberare, spezzando ogni catena. Alleluia, e te lo chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo, che è benedetto ed in eterno. Amen, amen. Gloria a Dio. Grazie fratelli e sorelle, amici, simpatizzanti tutti, grazie per l'ascolto, ma ancora di più vi esorto, fratelli e sorelle, amici, simpatizzanti, tu che ascolti, magari non ci conosciamo, accetta Gesù nella tua vita, rivolgiti al Signore, piegati alla presenza di Dio e certamente riceverai una vita nuova, una vita gioiosa nonostante le tribolazioni. Sapete, voglio aggiungere una cosa, solo per concludere. Gesù non ci ha promesso una vita senza tribolazione. Non ce l'ha detto nel Vangelo. Non lo ha promesso. Gesù ci ha detto: nel mondo avrete tribolazione. Però aggiunge anche: fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Gloria a Dio, con questa parola voglio lasciarvi e voglio dirvi che vi amo nell'amore del Signore. Vai avanti, Chiesa del Signore, vai avanti, fratello e sorella, continua a sperare nell'Iddio che è fedele. Dio ci benedica.